Buon pomeriggio signore e signori, benvenuti al Veneto Derby Day, primo match di questa doppia sfida tutta veneta. L'Afer Sandona che è appena entrato in campo e vediamo una mega maglia ventolare sulla tribuna Quaglio dello stadio Mario Battaglini e Mogliano Rugby. E intanto vediamo entrare in campo due leggende e per il Sandona Pivetta, avanti storico della nazionale italiana e del Sandona. Per il Mogliano Rugby invece Lando Donà, un pezzo di storia per il Mogliano Rugby, anche lui pilone. Le prime linee sono quelle che realmente entrano subito in contatto con gli avversari. È ovvio che se al cuore e alla razza Piave viene associata anche tecnica e giocatori di un certo livello, la squadra cresce enormemente. Quel lancio su Bernini, se mi sembra aver visto bene sul primo blocco. Hanno fatto un primo blocco sicuro e adesso stanno lavorando bene, hanno già guadagnato oltre stanno andando oltre la linea dei 5, stanno per entrare in area di metta. Ed è metta Sandona. Metta di Sandona. Giocatore, questa apertura numero 10 che parte in questo momento, è abbastanza angolata la trasformazione, ma lui la mette dentro da buon ex. Vediamo l'introduzione Pino Patelli. È ancora una sfida, la palla è ferma lì. Cade la prima Eccolo linea. Conquistato. Un ritorno. Sì, Matt Cornwell prende la rincorsa, calcia. Si alzano le bandierine, per cui 10-0. Un calcio così in zona 3, come viene chiamata tecnicamente, quindi lunga, va sostenuta da due corridori che vanno a mettere pressione. Pavan non passa. Prova la spalla debole di Bertetti, ma non riesce. Semenzato. Saccardo all'interno per Gega che arrivava in corsa. Ancora Barro, prova lui, prova a muovere i piedi. È un'iniziativa molto rischiosa perché si è un po' isolato, rischiava di perdere l'ovale. Molto attenta alla difesa qui di Sandona. Ancora Riccardo Pavan, finta ma poi va da solo. Dicevi Antonio? Non rotola via il placatore. Ben strutturato. Parte Barro da 25 metri circa. L'ovale è dolce ed è in mezzo ai pali in quella area di campo. Introduzione ancora Pino Patelli. Eccola qua. Ancora una volta viene contestato, acceccato. Sì. Vediamo l'inglese, classe 85. Il calcio sembra buono. Sì. Sì, insieme al triangolo per poi andare a giocare. Ancora acceccato. Alla per Van Zyl, prova lui dopo il piaccaggio sul sudafricano. C'è un vantaggio per Mogliano, però gioca Semenzato. Barro dentro. Maso mi sembrava fosse il portatore. Onori, c'è l'incrocio con Ceccato, lui finta al largo per Riccardo Pavan che viene messo fuori, non ancora, bravo a restare in campo. C'era un vantaggio, non so se ci torna l'arbitro, sì, Eccoci. perché non c'è stato un guadagno territoriale da parte del... Parte. Il calcio è stretto di qualche centimetro. Barba al primo palo. Molto ortodosso ma efficace nella sua manovra. Bertetti per Bernini, uno dei migliori Molti in palloni campo. toccati da Bernini. Riesce ad alimentare l'ovale. Grande placaggio d'incontro di Gega. Però è stato bravo lo stesso Sì, a sì, mantenere l'ovale. sì, assolutamente. Contatto passaggio, c'è un po' di superiorità. Attenzione però, c'è Riccardo Pavan che odorava questa possibilità. Ottimo. Attenzione, eccolo, Onori va. Cerca di farlo, ma non riesce. Qui ha letto perfettamente Riccardo Pavan. È stata una grandissima manovra difensiva. Qui è stato molto bravo Riccardo Pavan a nascondersi quasi. Sì. Intanto Barro infila i pali, per cui 13-10, Mogliano si rifà sotto immediatamente dopo 5 E la partita minuti. si riapre. Assolutamente. Che stanno crescendo. Intanto Alvorsen riesce a guadagnare metri, però è Bocchi che non riesce a mantenere l'ovale. Attenzione Bertetti, situazione di traffico, bravo Roberto. Questa è una palla che dovrebbe essere velocizzata, ma in realtà viene disturbato. Semenzato veramente un grandissimo mestiere. Ancora Bernini. Mamma Bernini dov'è passato? Attenzione al sostegno interno di Dotta. Entra nei 5 metri finali del campo. Bravo Van Zyl a temporeggiare. Ancora Bernini. Messo giù. Fino a questo momento penso sia stato il miglior giocatore del... Ancora Cornwell. Ci prova Patelli dall'interno. Centralmente, pochi centimetri dalla linea di difesa arcigna da parte dell'ex. Parte Cornwell.
facile facile, in mezzo ai pali. Va a pulire Mogliano il pallone. Eccoci qua con Riccardo Pavan, lascia sfilare Van Zyl che ha passato lato andando dopo l'azione precedente. Ora i tre quarti vanno a lavorare sul punto d'incontro, ci sarà sicuramente, vedi, una struttura, eccolo qua. Bravo Rorato a andare a chiudere l'offload di Barrot, però c'era un fuorigioco al di là di meta di intercetto, insomma, però c'è una, come dire, una disponibilità maggiore da parte di entrambi, mi pare. Sicuramente la chiama Saccardo e Alvorsen alla presa, quindi hanno cambiato è drive, chiamata e impostano un drive. Cerca di difendere Sandona, ma è buona l'avanzata con Bocchi. Giovanchelli si spoglia per la platea. Alvorsen su Coroi, attenzione, un laterale. problemi intanto per Enrico Ceccato, sofferente. Parte Barrot al piede, forse non entra stavolta, è stretto, se ne impossessa Dotta che annulla. Ora vediamo se ci sarà Gega al lancio, Cicchinelli, palla veloce, Alvorsen Barrot, fa letta perfettamente su Riccardo Pavan. Si ottima, lanciano un po' tutti nel punto d'incontro. ottima lettura difensiva, c'è un calcio sicuramente per Mogliano perché Intanto parte Barrot per vie centrali, oltre 40 metri, non riesce ad infilare l'H perché non Patelli ci si era siamo. spostato lateralmente. Sì, aveva Segnale intuito, che la traiettoria era aveva fuori. intuito per portare il pallone oltre Gega linea. ancora Saccardo, lo stesso schema chiamato prima durante il turnover, o meglio che è sfociato nel turnover. Sta avanzando un po' meglio di prima ora il Coroi tra i piedi, un po' di Mogliano. Sì, persone. c'è un po' di confusione, c'è qualcuno che è scivolato lateralmente con un po' di mestiere. E infatti c'è il eccolo vantaggio qua. qui. Tanto parte, Da continuare a parte sviluppare. Barrot al piede Morbido, dolce, e stavolta e entra. questa volta siamo in pareggio. È ovvio che sono, attenzione qua Pedersen, potrebbe muovere le sue leve. Un riciclo veramente rischioso. Sì, Patelli ma riesce Patelli ad ottenere. ci è arrivato globale. buono, Iovu doppio riciclo, Iovu solido, guadagnano metri c'è una importanti. contesa a terra, Patelli si gira, nessuno si propone, è costretto a Tanto c'è un giocatore a a terra. portare avanti il Attenzione al drop pallone di Cornwell, no, lo finta, prova di sinistro, ha fintato il destro, poi il sinistro non è riuscito. Pallone ad Onori, forse Zanusso, sì, ma non confonde con lo Zanusso che è andato alla Benetton, suo fratello di 3 anni minore. E finisce qui il match, parità fra Mogliano Rugby e l'Afer Sandona in questo primo derby 16-16 nel primo dei due derby del Derby Day.